Belle raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, GP4, Gran Premio di Silverstone, tappa di solito non molto favorevole per il Cume, ma terzo posto in griglia con Kimi Raikkonen Paul, secondo Trulli, Barrichello quarto, quindi dietro di noi Godo, e Schumi ancora più indietro, addirittura settimo, con Ralf sesto. Raga, la classifica, scusate me non l'ho postato alla fine del video, 65, Juan Pablo Cume, 63, Rubens Barrichello, 60, Michael Schumacher, 5 piloti, cioè in 5 punti i piloti candidati a vincere il titolo. Incredibile. Vediamo le previsioni meteo. Non è prevista pioggia nel momento che guidiamo noi. Perfetto, perfetto. None, ciao. Build some reps. Vai ragazzi, qualcuno ha detto che i sorpassi sono facili, vi assicuro di no ragazzi, a parte in partenza, sicuramente in partenza c'è un momento, ma quasi tutti i giochi di Formula 1 non sta cosa, siamo a livello semi-professionista e di più non riesco, se non le prendiamo in tutte le gare ultime. Bruttissima partenza di Kimi, partenza orrenda di Kimi. Ecco che siamo in un gran momento, P3. Noi siamo in un gran momento adesso. Però calma, stiamo zitti e stiamo buoni. Alonso quarto, Barrichello ha perso position, godo. Beh, riuscire a vincere il primo anno sarebbe incredibile, contando che con la Williams abbiamo fatto schifo nel primo anno. Cioè schifo, ha fatto un buon mondiale, ma eravamo il primo anno, potremmo portare la Williams subito a vincere, sarebbe bellissimo. Una gara che non amo, attenzione Kimi. I sorpassi invece in fase di gara sono duri, ragazzi, che tante volte mi vengono bene, perché GP4 è un gioco che quando un gioco mi fa impazzire do sempre il meglio, però semi professionista è il mio limite, dopo veramente è impossibile, ragazzi. Il Cume è a caccia. Il Cume è a caccia di punti. Barrichello quarto. Ok, good pace. Carry on with the job. Non posso rischiare. Non è che ho Barriuccello proprio dietro. Ho Barriuccello. No, io Barrichello attaccato a Silverstone non è proprio la mia gara e si vede. Faccio più fatica, però la macchina c'è per il momento. Attenzione Barrichello. E a caccia il Cume, Juan Pablo Cume, a caccia. Trulli in fuga comunque. Attenzione Kimi, tiene bene la position. Sì, questa è una gara dove non sono tranquillo di provare sorpassi azzardati. Kimi ha fatto una brutta partenza, però si è visto subito. Ok, good pace. Second place. You're in second place. Gran sorpasso su Kimi. Forse Trulli ha dei problemi. P1. Trulli ha dei problemi. Problemi per Trulli. Problemi. Sì. Perso che posizione su Raikkonen. Problemi per Jarno. Attenzione Barrichello che è secondo. Problemi per Jarno. Sfortunato, la prima in classifica. Problemi per Jarno, Trulli. Fuori Trulli, sospensione. La Barrichello è vicinissimo. Ricordiamo che Barrichello ha perso i mondiali per 2 punti, addirittura a pari punti con me.
che avevo 2 vittorie in più, però Barrichello è veramente sfortunatissimo. Ha perso di tutto Rubigno, sempre l'eterno secondo. Yellow flag. Schumacher 17esimo, Michele. Disastro per Michele. Fuori Wilson, fuori Wilson. Barrichello è veramente vicinissimo. C'è anche Ralph che è arrivato, siamo in lotta in 3. Barrichello, Kimi, Juan Pablo Kuma e Ralph che è arrivato. Ma che sfortuna per Jarno. Non ho un ritmo devastante, ma devo tenere duro. Certo, una parte centrale di stagione incredibile, eh? Ero molto indietro, ragazzi. Certo che Barrichello sembra... No, mamma mia. Chiaramente fare 0 sarebbe disastroso per chiunque. Mamma mia, Barrichello è veramente a 1 millimetro da me. È vicinissimo Rubigno, è vicinissimo. Male male invece Michael Schumacher. Sicuramente sia stato centrato da qualcuno, credo. Ma che momento per la Williams. Dovrebbe essere forse la quarta vittoria in 5 gare, se arriva chiaramente. Tensione altissima in casa Williams. Che veramente il talentissimo sta portando uno sviluppo incredibile. Ci sono dei punti dove guadagniamo tanto, dei punti dove perdiamo tanto in questa gara. Noi stiamo dando il massimo, ovviamente. Madonna, Barrichello lotta con le unghie e con i denti. Ormai è una lotta a 2 per la vittoria tra Barrichello e Veneziano in questa gara. Schumacher ha recuperato al 14° posto, ma Schumi in grossissima difficoltà. Sembra abdicare il mondiale Schumi.
Uff, dai. Cioè, indipendentemente da sta gara è la migliore stagione che come ritiri e tutto. Senza contare questa, che magari ci ritiriamo. Per come la partita è strano. Altro giro completato. Just 3 laps to go now. 3 laps. Relapse remaining. Un secondo di vantaggio adesso. Non sono le gare dominate con la Ferrari, però ragazzi, vinciamo a Silverstone, comincio a crederci, un pochino. Poco poco, ma comincio a crederci. Manca ancora tanto, però. No. Le gomme un po' ne risentiranno. In testa alla corsa, Juan Pablo Cuba. Il mondo è scioccato da questo pilota. Questo talento italiano. Two laps left. Next time by will be your final lap. Laps rimane adesso Barrichello sta cedendo. Barri cede, Schumi 12°, ma Barri cede. Barri cede. C'è da matta il fastest split trap, è incredibile. Calma raga, calma. Poca pioggia, che stagione particolare questa. C'è dire che la Formula 1 della nuova era, l'era kumendiana, dal 98, finora è un'esclusiva del Kuma comunque, Final lap. This is your final lap of the race. Non si capisce il crollo di Michael. Ultimo giro, per piacere, stiamo attenti. Ma negli ultimi 2 giri stiamo massacrando Rubinho, Qua recupera qualcosina. Ma nulla di emozionante. Due a uno, continuiamo così. Andiamo a vincerla, ultime curve per un'altra ennesima vittoria, ragazzi, quest'anno nella parte centrale del mondiale, da Monaco, veramente devastanti, ma dobbiamo continuare così, perché siamo ancora là col mondiale, non abbiamo nessun vantaggio, abbiamo 4 punti di vantaggio, quindi alla fine nulla, abbiamo recuperato 20 punti però. Raga, andiamo a vincere il Gran Premio d'Inghilterra. Nice work. Il ganador. Race. Sono io il ganador e godo.
Ragazzi, purtroppo qualificazione disastrosa, incidente a Hockenheim, partiamo ultimi. Doppietta Ferrari, Michael, Barrichello. Moso cazzi. Vediamo Ralph quinto, però qua le Ferrari rischiano di recuperare tante posizioni. Non è prevista pioggia per miracolo perché dopo la mezz'ora arriva il diluvio universale. Boh. Anti-stall, clutch in and build some revs. Dobbiamo fare una rimonta epica, ragazzi. Purtroppo ogni tanto capitano anche gli errori dopo le grandi prestazioni. E so che nel fare un miracolo in una gara che non è per niente favorevole, dove comunque non ho mai trovato un assetto, ho fatto parecchi giri, niente da fare. P19. Però questa fortuna qua, che l'unica fortuna alla partenza, che recuperiamo tanto. Eighth place. You're in 8th place. Dai raga, andiamo a dominare la scena. Siamo già ottavi. P7 now. Diciamo che in questa gara sono punti che vado bene, punti che vado male. Questa per esempio è la curva dove guadagno di più, togliendo la partenza, che sappiamo che è così. Le Ferrari vogliono la doppietta, ci possono riuscire tranquillamente. Stavo rimontando bene anche nella costruttori, però non ci voleva sta qualifying session. Lo siamo già sesti, ragazzi, No, ancora no, scusate. Detto che, a parte di meriti miei in qualifica, che proprio non ho trovato l'assetto e ho fatto l'incidente, quindi non ho potuto fare il giro. Comunque la macchina c'è. Ok, good pace. Carry on with the job. Secondo. Da Schumacher avevamo 15 punti di vantaggio, quindi meglio che vinca lui. 4 da Barrichello, quindi attenzione, qua fumate, attenzione, fuori Coulthard, godo. P6, we have P6. Coulthard è andato fuori giri. No, Coulthard sotto Raikkonen, perché Coulthard è settimo, quindi Rikkimi Raikkonen. Attenzione, Coulthard rompe i maroni. Non ci credo Coulthard. P6, we have P6. Non ci credo Coulthard. A sandwich tra Alonso e Coulthard c'è andata anche di culo. E questa è la curva che ho sbagliato, ho fatto l'incidente in qualifica. Che mi è estromesso da tutto. Ma Coulthard, mamma mia. Noi abbiamo solo un ritiro in 11 gare, quindi stiamo andando benissimo. Prima volta. Schumacher sta volando, Schumacher vuole rientrare alla grandissima per la lotta mondiale. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Carry on the job you're doing. Carry on. E a caccia il cume, a caccia di Alfonso. Guarda come chiude Alfonso, uno dei piloti più promettenti. You have P5. Gran sorpasso. In testa alla corsa Michael Schumacher, al secondo posto David Coulthard. Al nono posto Mika Häkkinen, al 12° posto Jacques Villeneuve, al 99° posto Niki Lauda. Alain Prost è 106°. Fourth position. You're in fourth Mamma position. mia, lotta vera con Jarno. Lotta pura con Jarno. E Ralph mi sta rallentando Jarno, bravo Ralph. Boom, addirittura fastest. Guarda come si toccano! Mamma mia, si è toccato Ralph, controlli. You're in fourth position.
incredibile come sono rientrato però, Ragazzi, la macchina c'è, non mi hai fatto ste rimonte con la Ferrari, non capisco veramente. E adesso Ralph deve subire l'attacco di Juan Pablo Come. Le Ferrari sembrano irraggiungibili oggi. Sto prendendo tempo, dai Ralph, è vero che lotti anche tu per il mondiale, sei a 16 punti mi sembra dalla vetta, però... Forse qualcosa di più non mi ricordo. Vai. Bellissimo, Moved bellissimo. up to P3. Mi sembra le Ferrari, madonna, le Ferrari sono in fuga. Però questa posizione mi basta per rimanere primo, Attenzione. Se non faccio cavolate va più che bene. Certo che è un mondiale pazzesco, signori. Quello che hanno fatto in qualifica lo sto facendo in gara, ragazzi, è pazzesco. Attenzione, però Ralph non molla. Ferrari però oggi in un altro pianeta stanno ipotecando la costruttori, abbiamo recuperato bene, però questa doppietta è un po' devastante per noi. Sto recuperando su Barry, Penso se passiamo a professionista, ciao, non credo però. Anche perché, ripeto, è sempre dietro l'angolo. Basta una curva sbagliata e saluti. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Al secondo posto, Rubens Barrichello. Juan Pablo Come è terzo. Il Come a caccia di Barrichello. Team radio per Schumacher, Juan Pablo Come, P3, e Schumi fa no. Schumi scioccato dalla rimonta di Juan Pablo Come. Schumacher ormai salvo ritiri e vince la gara. Barrichello seguito al massimo, potrà recuperare forse, siamo a metà gara. Nessun ritiro. È mondiale con pochi ritiri finora. Rosicchiati altri 3 decimi. E la macchina che adesso sembra andare migliorando giro dopo giro. Ritiro per D'Amatta. D'Amatta che era messo bene, povero D'Amatta. No! Errore che forse mi costa il recupero su Barry. Tanto altra yellow flag. Webber fuori. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Il Kuma sta arrivando, è pazzesco ragazzi. Per come è iniziata la stagione è incredibile vedere una Williams così performante. Anche il Kuma sta giocando sempre di più a GP4, quindi sta diventando sempre più bravo, probabilmente, ma... Ma vincere il quarto mondiale, il primo con la Williams dopo i 3 Ferrari, sarebbe qualcosa di incredibile. No!
Mamma mia, in 3 giri ho recuperato 3 secondi a Barrichello, 1 secondo a giro. Sciubi non sarà felice di vedere un Juan Pablo Cume così forte. Just 3 laps to go now. 3 laps. E a caccia il Cume, e a caccia. E stiamo recuperando anche su Schumi, ragazzi. Mamma, Barrichello è qua, raga, Barrichello è qua. Ragazzi, siamo la miglior macchina, ma di gran lunga. Io non so che dire. Se superiamo Barrichello è veramente incredibile. Second place. You're in second place. E ci ciucciamo anche Bari. No, 7 secondi da Michael. It's incredible, Beppe. It's 2 incredible. laps left. Next time by will be your final lap. Momento magico per il Cume. Il migliore da quando è iniziato nel 98. Che ha subito 3 mondiali, ma ha avuto una serie di prestazioni del genere. Ma siamo ancora a pochissimi punti da Barrichello, è quello che fa ridere. Perché pago comunque un inizio non bello di mondiale. Credo che Michael risponde bene, solo che se finisce così guadagna solo 2 punti su di noi. Ma stiamo calmi, manca ancora troppo. Manca ancora troppo. Cume monumentale. Per adesso. Già recuperati 2 secondi a Schumacher, cioè, ma ragazzi. In qualifica non sono riuscito a fare un giro decente. Va bene. Ok, poi ne ho fatti 2, ma quello buono sono andato a sbattere. This is your final lap of the race. Cioè, negli ultimi 2 giri, ragazzi, ho la macchina che va il quadruplo rispetto alla Ferrari. No! Non ci credo. No, l'errore così no. No, l'errore... Non ci credo. Cala. You've dropped into P3. P3. Dio, ma... Non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Buttato via il secondo posto per una deficienza come Indiana. Speriamo non pesino sti punti persi. A questo punto Barrichello si riavvicina. Non ho parole, dico, guarda, sto bestemmiando dentro di me in aramaico polacco. Un errore che non dovevo fare. Proprio all'ultimo giro. Ancora la macchina non la tengo più. La tengo più. No, la macchina non ce la fa più. Le gomme sono finite. Va bene così. Il ganador è Michael. Doppietta purtroppo Ferrari. Nell'ultimo giro non la tengo ragazzi. Non la tengo più. Tutto su un colpo le gomme sono andate. Va bene così. Terza posizione. Ok. Tanto rischio, alla fine è andata bene così. Andiamo a vedere la classifica incredibile. Diciamo l'Alfa ormai è attardato, ma Juan Pablo Cume 81, Barrichello 79-2 e Michael Schumacher 70-11 dalla coppia, cioè da Juan Pablo Cume. Pazzesco.
Da notare le due McLaren 31-31, Alonso che sta cominciando a svegliarsi, e poi via tutti gli altri. La costruttori, la Ferrari domina, ma stiamo recuperando, 149-135, poi il resto non esiste. Come vittorie siamo sempre in testa con Schumacher che sta recuperando, 8-4 però successi per la Williams che sta dominando comunque questa classifica. Nelle pole invece regna l'equilibrio con 5 Williams, 4 Ferrari, 2 McLaren e una Renault, tanti piloti diversi. Dopo 12 gare abbiamo 6 vittorie, quindi la metà, 4 pole, un po' meno bene del solito, 8 podi, benissimo, e solo un ritiro. Raga, saluto dal comandante veneziano, siamo in corsa per tutto, mondiale come sempre, stratosferico. Ciao!